Erano le 2:15, stavo per andare a letto quando si sente sto boato, esplode l'infisso della camera da letto, si sente questo scoppio, scendo subito sotto a vedere cosa era successo perché si sentivano dalla strada urla, persone gridare e niente, ero con un amico mio, praticamente troviamo il palazzo distrutto a terra. E niente, c'era questa signora con la bambina sopra le macerie che urlava disperata perché non riusciva a scendere sotto dalle macerie e io e l'amico mio siamo saliti, ci siamo arrampicati in mezzo alle pietre e l'abbiamo aiutata a scendere. Niente, la mamma era disperata, urlava come una pazza perché la bambina non dava proprio segni di vita. E poi dopo qualche minuto è arrivata subito la volante dei carabinieri e l'hanno portata subito in ospedale e basta.